Il Cagliari esce sconfitto dal match contro la Lazio, il match interno, perde soprattutto per mancanza di qualità negli ultimi 16 metri, malgrado i contenuti della partita siano quasi pari, quindi a parità di palloni giocati, la qualità negli ultimi metri è stata determinante a favore della Lazio. Andiamo a vederli questi numeri con il Cagliari che ha giocato il 47% del possesso palla, 25 minuti e 42 secondi contro il 53 della Lazio nella prima metà campo e nella metà campo avversaria praticamente in parti quasi uguali per entrambi le squadre. Tiri totali 14 a 10 per il Cagliari, i tiri in porta 6 a 5 per il Cagliari, i tiri in porta da rigore pari 4 per ciascuno, i tiri da fuori 8 per il Cagliari, 5 per la Lazio, le parate 3 per il Cagliari, 5 per la Lazio e come vedete da questi dettagli iniziali sembrerebbe che il Cagliari abbia fatto di più della Lazio, poi vai a vedere occasioni da gol 4 per il Cagliari, 8 per la Lazio ed ecco dove si legge la maggiore qualità della squadra laziale. Andiamo a vedere anche i passaggi riusciti 413 per il Cagliari, maggiore qualità per la Lazio, 433, 80% contro 79%, passaggi lunghi 41 a 34 per il Cagliari, i passaggi medi 135 a 126 per il Cagliari, i passaggi corti 273 a 237 per la Lazio, azioni manovrate praticamente pari 22 a 21 per il Cagliari, le ripartenze 23 a 20 per la Lazio. Questi equilibri si mantengono anche nelle distanze chilometriche percorse, il Cagliari ha fatto qualche chilometro in più correndo, però alla stessa velocità ed ecco perché poi alla fine non è riuscita a incidere particolarmente, quindi qualità della Lazio soprattutto nella zona d'attacco. Cristian Maraner, l'allenatore in panchina, 5,5 il voto, disarmato è il termine che abbiamo utilizzato perché anche e soprattutto nei cambi ha azzeccato quello di Cragno, forse gli altri due sono dettati più da operazioni legate alla valorizzazione dei calciatori che a un'efficacia reale in cui si credeva nell'ambito della partita. Andiamo a vedere il rendimento dei singoli partendo da Alessio Cragno, il voto che gli abbiamo dato è 6, ininfluente, stavolta le sue parate, ce ne sono state 3 comunque in questa gara, non sono servite a fare la differenza nel Cagliari, a fare in modo che il Cagliari potesse prendere qualche punto in più. 6 comunque il voto per Cragno, incolpevole anche in occasione dei gol. Cacciatore, non è stata una grande partita per lui, 52 palloni giocati, 36 andati a buon fine, 3 palloni persi, 1 solo recuperato, ma soprattutto la spinta che è mancata nella corsia di sua competenza e il fatto che abbia sofferto particolarmente l'avversario. 5 il voto per Cacciatore, soffocato è l'aggettivo che abbiamo trovato. Clavan, tutto sommato partita positiva, ha giocato 56 palloni, 47 andati a buon fine, quindi grande qualità, ha servito anche un bellissimo assist a De Iola e poi non è riuscito a incidere più di tanto, anche se poi in difesa 2 palloni recuperati, 2 palloni persi, voto per Clavan 6, compassato, non è il giocatore che ti dà quel brio in più, che ti dà quella marcia in più, ma la sua partita è stata una partita pulita. Romagna invece 5, 50 palloni giocati, 40 andati a buon fine, 2 recuperi palla, 3 palloni persi, ma soprattutto il duello con Correa perso nel contropiede in cui è stato lasciato solo, abbandonato è il termine che abbiamo utilizzato per il giovane centrale con il voto 5. Pellegrini, anche lui non ha fatto una grandissima partita, o meglio l'ha fatta a sprazzi con la solita istintività che talvolta piace ai tifosi, anche se poi i dati dicono anche di tantissimi errori. 69 palloni giocati, 44 palloni andati a buon fine, quindi una media decisamente bassa, quella di Pellegrini, che ha recuperato 6 palloni, ne ha persi 3, ha spinto, ha lottato con Marusic ma ha perso anche il duello con Marusic. 5,5 il voto per Pellegrini. De Iola, anche lui 5,5, partita che lo ha visto con grande generosità essere uno di quelli che ha corso di più, ha avuto anche una grandissima occasione, il termine che abbiamo utilizzato è impreciso, lo si vede dai numeri, 48 palloni giocati, 33 andati a buon fine, 2 recuperi palla, 5 palloni persi, 5,5 quindi per De Iola, che comunque sia sta mostrando di potersi integrare perfettamente in questa squadra. 5,5 anche a Cigarini, 54 palloni giocati, 38 andati a buon fine, anche per lui 3 recuperi palla e 5 palloni persi, incompreso, molte volte dettava il passaggio ma gli altri non scattavano, non occupavano lo spazio. Padoin ha fatto mezza partita, inefficace il suo rendimento, anche se sempre molto generoso e anche preciso, dobbiamo dire, 23 palloni giocati, 17 andati a buon fine, ma si è spento quasi sempre nel pestare i piedi
a Pellegrini nella zona di sinistra, sempre molto vicino, non è riuscito a trovare il suo spazio per poter incidere, per questo inefficace la partita di Padoin, 5,5 il voto. Barella anche lui 5,5, malgrado ogni tanto abbia dato vita veramente a grandissime giocate, 81 palloni giocati, l'anima del Cagliari, 58 però andati a buon fine, non è altissima la media, ha fatto 4 falli, ne ha subito altrettanti, ha perso soprattutto 7 palloni, ne ha recuperato 2, ma è sempre stato uno dei giocatori più importanti, è quello che ha tirato in porta, ha avuto 2 occasioni per tirare anche in porta, isolato, il termine che abbiamo utilizzato per Barella, 5,5 il voto che confermiamo anche per João Pedro, 5,5, disciplinata la sua partita ma alla fine poco incisiva. João Pedro che ha giocato 45 palloni, 28 andati a buon fine, ha fatto un tiro in porta che è l'occasione al gol che si è procurato, ha recuperato 3 palloni, ne ha praticamente perso altrettanti, tutto sommato una partita abbastanza positiva per João Pedro malgrado il ruolo che ricopre, purtroppo è mancata l'incisività che si chiede a un attaccante ed ecco da qui il voto 5,5, disciplinata comunque la gara di João Pedro. Pavoletti, un solo pallone giocabile dentro l'area e un gol fatto, spietato, 6,5 il voto, 31 palloni giocati, 22 andati a buon fine, 4 palloni persi, 1 recuperato. Pavoletti c'è sempre, 6,5 il voto ed eccoli i campi. Bradalic 5,5, voglioso, è entrato in campo con grande determinazione, ha giocato 32 palloni, 19 andati a buon fine, un recupero palla, 2 palloni persi, pulita, dobbiamo dire, comunque sulla media dei compagni la gara di Bradalic, voglioso il termine che abbiamo utilizzato, invece del tutto impalpabile Cerri, pensate, negli stessi minuti di Bradalic, o se volete fare un paragone con con João Pedro che ha giocato 45 palloni in 78 minuti, la metà di quelli, Cerri ha giocato la metà ma non ha giocato la metà dei palloni, appena 4 palloni giocati e 2 andati a buon fine e peraltro di questi 4 palloni un pallone anche perso, Cerri 5, impalpabile, non è riuscito a trovare lo spazio anche se ha tentato un paio di volte di tirare in porta ma sempre molto macchinoso, sembra quasi non avere la velocità della Serie A, è un giocatore che a mio giudizio deve velocizzare perché la grande stazza, la grande potenza non lo aiuta in questo. Castro 6,5 il voto, traboccante, è stato un grandissimo ritorno, 18 minuti giocati, 14 palloni giocati, 10 andati a buon fine, grandi numeri per Castro che ha servito anche l'assist per Pavoletti, 6,5 uomo partita, traboccante Castro che ha ridato vita al Cagliari nel corso del secondo tempo. Riassumiamo: Christian Maraner 5,5 disarmato, Cragno 6 ininfluente, Cacciatore 5 soffocato, Glavan 6 compassato, Romagna 5 abbandonato, Pellegrini 5,5 istintivo, De Iola 5,5 impreciso, Cigalini 5,5 incompreso, Padoin 5,5 inefficace, Barella 5,5 isolato, João Pedro 5,5 disciplinato, Pavoletti 6,5 spietato, Bradalic 5,5 voglioso, Cerri 5 impalpabile, Castro 6,5 traboccante. A dirla tutta c'era comunque una grande Lazio dall'altra parte e anche questa è stata una delle cause del rendimento della squadra rossoblù.